L'anno scorso eravamo qui nella stessa occasione, stesso luogo, stessa spiaggia, stesso mare, c'era solo più caldo, a parlare di scuola con De Toni, con Lodoli e la scuola di cui parlavamo era connessa alla possibilità o meno di trovare, era legata all'orientamento, in particolare all'orientamento legato al lavoro. Oggi noi discutiamo di scuola a partire da un'altra occasione. L'occasione è propriamente la pubblicazione di questo numero di Out, che è il numero 358, che si intitola La scuola impossibile. Scuola impossibile, il richiamo è evidentissimo a Freud, ai mestieri impossibili citati da Freud, educare, curare o analizzare a seconda delle versioni e governare. Sicuramente oggi due di questi, ma forse anche curare. Governare pare davvero un mestiere impossibile, educare vedremo se è proprio così, curare e ad analizzare è al momento fuori dal nostro interesse. Questo volume affronta il numero di Out affronta una pluralità di temi. Io solo iniziando ne elenco alcuni perché evidentemente sono così vari e così vasti che non saranno tutti affrontati nel dibattito di questa sera, però sono estremamente interessanti e quindi invitandovi decisamente ad acquisire il volume, ad approfondirlo, è bene sapere che cosa c'è dentro. Ci sono almeno, come dire, 3 o 4 filoni. Un primo filone, quello a cui dedicheremo certamente ampio spazio qui questa sera, ha a che fare con la scuola e quello che possiamo chiamare l'assedio del modello neoliberista o del capital finanziario alla Magatti al mondo della scuola, riletto almeno secondo 2 filoni. Il primo filone è quello della narrazione neoliberista che prende piede a scuola. Viene fatta l'analisi dei termini, o comunque si lavora attorno a termini competizioni, competenze, test, debiti, crediti, efficientismo, eccetera, eccetera, eccetera. Sull'altro versante c'è tutta un rincorrersi, anche un rimpallarsi fra dei diversi interventi attorno all'eclissi degli studi o all'eclissi dello sguardo umanistico all'interno della scuola, in particolare per quanto riguarda, come dire, filosofia e l'impianto comunque che va a ricercare un senso non immediatamente spendibile, e il richiamo è al testo della Nussbaum, non per profitto. C'è poi tutta una parte, diciamo così, analitica. L'evaporazione del padre comporta l'evaporazione della scuola. C'era prima, qui oggi stesso, Massimo Recalcati che parlava, ecco, c'è un suo intervento e c'è un richiamo all'interno di questo volume. C'è poi tutta una riflessione, ad esempio, sulla scuola e i nuovi linguaggi, un articolo molto bello, molto interessante su scuola e web, la scuola 2.0, particolarmente interessante, una cosa che mi affascina ma che non dibatteremo oggi qui. E quindi un numero di Out particolarmente poliedrico. Io direi che nel tempo che abbiamo, al massimo fino alle 8:15, 8:30, cercheremo di affrontare in maniera anche abbastanza rapida, interloquendo, quelli che sono gli argomenti che in particolare sono stati affrontati dai 3 autori e dalla curatrice che abbiamo qui con noi. Essendo un testo, una rivista di filosofia, inizia e finisce con Nietzsche. Estremamente interessante questo impianto, la prima citazione è di Nietzsche, l'ultima citazione è di Nietzsche. Citazioni che chiedono anche di, come dire, arrampicarsi a volte in maniera complessa, perché sulla scuola Nietzsche ha delle idee piuttosto interessanti e variegate, non per nulla la stessa Bonato inizia con Nietzsche e va subito a dibattere con Sloterdijk all'interno della formazione del parco umano, potremmo dire. Allora,
Devo anche onestamente dire che, facendo per mestiere uno che dirige la scuola, giustamente mi sono presentato come pedagogista piuttosto che come filosofo, avendo insegnato filosofia per 30 anni, ma non era il caso qui. È interessante questa interlocuzione perché ci sono evidentemente aspetti rigorosamente contrastanti e oppositivi nei confronti della scuola così come viene narrata o percepita. Che sia così poi è tutto da vedere, nel senso che 1 milione di persone e una decina tra insegnanti, bidelli e 8 milioni di studenti, insomma è un po' difficile generalizzare un po' tutto. Allora, per prima cosa chiederei propriamente alla curatrice, quindi a Beatrice Bonato, che inizia propriamente il suo articolo, si intitola Senso e non senso della competizione, perché? In che senso, secondo lei, la scuola è oggi assediata dalla narrazione e probabilmente non solo dalla narrazione neoliberista? Sì, allora io ho pensato a questo titolo, senso e non senso della competizione, perché evidentemente questo della competizione è per me un problema e non soltanto un problema nella scuola. È effettivamente un problema filosofico. È un problema filosofico che io vorrei affrontare da tanti lati e che nella scuola mi sembra particolarmente presente. Allora, sì, tu hai detto la scuola assediata. Diciamo che la scuola vive una situazione così molto contraddittoria e anche presenta delle immagini contraddittorie. Dall'esterno può sembrare che la scuola sia ancora un'oasi protetta, nella migliore delle ipotesi, rispetto all'imperativo della competizione che invece è presente ovunque nella società e che effettivamente questo sia anche il limite della scuola, e parlo particolarmente della scuola italiana. Ma l'impressione che io ho avuto in questi ultimi anni da parecchio tempo è proprio che ci sia un disegno abbastanza preciso, anche se non lineare, che è un disegno di messa alla prova delle logiche che possiamo definire anche un po' sbrigativamente, se si vuole, neoliberali o neoliberiste, e che questo passi attraverso una iniezione di competitività nella scuola. Si usa molto spesso anche in documenti istituzionali questo termine dell'iniezione di competitività e di merito, perché chiaramente la competizione è associata a un'altra parola chiave che io lì cerco di discutere, insomma, se vogliamo di decostruire, che è la parola meritocrazia. E tutto questo disegno, così governamentale, per citare una parola Foucaultiana, convive peraltro con un'altra narrazione sulla scuola, che è quella della democrazia, perché si continua a dire che la scuola deve creare opportunità, deve creare uguaglianza. E io faccio fatica a capire veramente sul piano pratico, oltre che sul piano teorico, come possano stare insieme la logica della competizione con l'obiettivo dell'eguaglianza. Secondo me c'è qui qualcosa che non torna, qualcosa che si contraddice. Dicevo, d'altra parte la scuola non è più quest'oasi protetta perché ci sono effettivamente delle tendenze ben precise che stanno andando avanti, che hanno preso piede e che sono arrivate nella scuola attraverso via indirette, in qualche modo la formazione stessa dei dirigenti, il nuovo stile dei dirigenti anche, che sì, sicuramente è interessante, però certamente cambia qualcosa. Gli stessi insegnanti si sono in una certa misura non solo adeguati, ma si sono entusiasmati di fronte a questa possibilità di poter finalmente dare la prova di essere anche loro veramente competitivi. Ecco, per così dirlo brevemente, non prendere subito troppo tempo, cioè perché per me c'è un senso e soprattutto un non senso della competizione? Qual è il non senso? Il non senso della competizione sta nel fatto che la competizione nel suo insieme è collegata con la logica della gara.
della gara sportiva in particolare. Tu devi arrivare tra i primi, se non primo. E quindi qual è il problema della scuola italiana? Il problema della scuola italiana, come diceva un signore qualche sera fa da Santoro, un economista di cui non ricordo il nome, ma del movimento, credo, Fermare il declino, ecco, come diceva questo signore, noi siamo scivolati dietro la Turchia. Questo è il grande dramma della scuola italiana. E da cosa si capisce che siamo scivolati, pensate, dietro la Turchia? Lo si capisce dal punteggio che viene fuori nei test OCSE relativo alle abilità, alle competenze dei nostri studenti. Quindi il nostro problema qual è? Recuperare posizioni, arrivare primi. Secondo me questa logica della gara sportiva non può essere la logica della scuola, non può essere neanche l'unica logica della società, non può essere la logica degli insegnanti. E quindi penso che il problema per gli insegnanti sia mettere in questione quella competizione che già c'è e che in fondo noi stessi in qualche misura sollecitiamo negli studenti. Per cui la critica che io ho cercato di fare a quel modello lì, competitivo, meritocratico, non è soltanto una critica difensiva della mia pratica di insegnamento e anche della mia passione filosofica, se vogliamo, ma è anche una critica a quello che io faccio come insegnante. Cioè, secondo me di competizione ce n'è persino troppa. Ecco, questo può essere un paradosso, ma l'impressione è questa qui. Grazie. Sicuramente il problema della scuola non è essere nei punteggi OCSE andati sotto la Turchia, è che una percentuale altissima degli italiani non riesce a leggere un editoriale del Messaggero Veneto. Questo è, come dire, i dati sono purtroppo legati non tanto ai quiz dell'Invalsi, ma alla difficoltà di utilizzare la lingua per comunicare, per intendersi, per ragionare. Questo è davvero bisogna chiedersi anche, e non ha molto a che fare di per sé con la competizione, ma ha a che fare con la scuola in quanto tale, cioè se serve ancora una scuola che produce una massa piuttosto significativa di analfabeti. E questo è, ecco, lei parlava di gara sportiva come competizione, come gara. Stiamo nello stesso mondo, nel mondo, come dire, in cui le parole vogliono dire anche esattamente il contrario, nel mondo del gioco, e Rovatti dedica il suo pezzo esattamente, come dire, al gioco nel senso di mettersi in gioco, sull'insegnante come colui che né più né meno a insegnare, dice, significa né più né meno che insegnare a qualcuno come diventare un soggetto. Chi insegna è qualcuno che si mette in gioco, entra nella relazione giocando, anzi rischiando ogni volta la propria soggettività. Qualcuno che si apre al confronto, si trasforma lui stesso nel processo di trasformazione in cui consiste l'insegnante. Ecco, allora il saggio di Rovatti si intitola appunto Soggettivazione. In che senso? Questa è la domanda. Questo percorso di gioco dentro la scuola è possibile, impossibile, plausibile? Correttamente inizia il saggio Rovatti, dice: io ho iniziato a insegnare nel 68, quindi una vita da insegnante universitario. Cosa vuol dire entrare oggi? È ancora possibile insegnare giocando? È la prima volta che mi trovo un po' in difficoltà di fronte alla parola gioco, perché forse non sarebbe la prima parola che io spenderei in questo dibattito. Per rispondere posso intanto rifarmi al titolo del fascicolo. La mia lettura, e anche per quanto ho potuto la proposta che ho messo in questo titolo, è un pochino meno lineare.
Cioè la scuola impossibile, secondo me, vuol dire che adoperiamo due livelli della parola impossibilità. Uno è il livello più superficiale, più banale, più materiale, più drammatico. La scuola così non va avanti. La scuola così non ha possibilità. La scuola così è allo sfascio. Dovremmo pure parlare di questo. In fondo, con sobrietà, Beatrice diceva, ma non so come mettere insieme questo discorso della meritocrazia col discorso della democrazia. Là il paradosso, la contraddizione, chiamatela come volete, è il fatto che in fondo noi crediamo che ci sia un secondo senso della parola impossibilità, che è quello, come dire, freudiano evocato poc'anzi da Luisi. E cioè che quello che fai lì dentro ha l'aria di essere una pratica impossibile. Qualcosa che sicuramente non colpirà il bersaglio, ma che d'altra parte non puoi non fare. Io ricavo il senso di questa parola da un testo che si leggeva qualche anno fa, scritto da Jacques Derrida, l'università senza condizione, perché se noi entriamo nell'insegnamento in un modo condizionato, dell'insegnamento non è più nulla. Abbiamo la fortuna in questo fascicolo, la fortuna ce la siamo anche creata questa fortuna, di avere a disposizione fondamentalmente non tanto le riflessioni teoriche astratte o le analisi anche critiche molto precise sulla strozzatura della società neoliberale, ma delle pratiche, diciamo, di insegnamento, di insegnanti. E direi che nella varietà che c'è nel fascicolo, però c'è anche un punto, c'è anche un fulcro. E il fulcro, secondo me, è il fatto che non soltanto, diciamo, gli interventi dei tre che sono qua stasera, perché ci sono poi anche gli altri, tra l'altro c'è Luisa Accati qua in sala, lo psicanalista Francesco Stoppa, Calcati l'abbiamo appena nominato, Alessandro Dallago, Graziella Berto che ha avuto un ruolo anche propositore nella faccenda, e altri. C'è qualcosa di comune ed è non voglio dire salvataggio, ma il fatto che si dice ci può essere una resistenza, c'è un luogo di resistenza. Questa resistenza io credo che venga identificata in modi abbastanza diversi proprio con l'insegnamento, ma ancora di più che l'insegnamento, ancora più specificamente con la lezione. Con questa riserva, con questo piccolo patrimonio, mi sembra che dica Beatrice nel suo articolo, con questa scena anche abbastanza da commedia, con questo teatro, mi sembra che dica Raoul Kirchmeier nel suo articolo. E allora in quella scena lì si gioca una resistenza che ha a che fare sì con la filosofia, ma vediamo come. Non perché ci entrano dentro Nietzsche o Sloterdijk o altre citazioni di filosofi. Prego? Ma io non voglio che si senta. Sì, grazie, scusate. Cioè la filosofia non è il fatto che si ricordino nomi, riferimenti, eccetera. Poi la filosofia è proprio questo elemento dell'impossibilità. Allora, qui si potrà discutere che noi siamo retrogradi, per esempio, e che diamo alla filosofia ancora un'importanza così grossa, così grande. E cioè che l'elemento umanistico, filosofico è ancora, come dire, un appiglio, uno strumento che possiamo usare per. E allora questo è un punto. Per far cosa? Perché non ci sia una sorta, come dire, di sovrapposizione tra quello che fai e quello che è misurabile in quello che fai. Ecco quello che faccio. Ecco quello che fa il docente di scuola media superiore, ma anche il docente universitario. E la spinta è verso la misurazione di ciò che fa il docente, la valutazione. Noi faremo un secondo fascicolo più avanti proprio sulla valutazione,
nel senso diciamo di questa agenzia sulla valutazione e su quello che sta producendo in questo momento in Italia, soprattutto a livello universitario, ma non solo, dove non sta dentro questo, c'è una eccedenza, c'è un eccesso, è un eccesso che secondo me proprio può essere indicato come, non so se siamo d'accordo, io penso di sì, che è come l'elemento filosofico. Faccio soltanto, perché il nostro moderatore giustamente prega interventi brevi, allora finisco, non ho risposto sul gioco, perché secondo me il gioco è questo qua. È un gioco, è il mettersi a rischio dentro l'impossibilità di un obiettivo che ogni volta non è compiuto. Dice nel suo testo la Beatrice Bonato, ma forse magari bisognerebbe uscire dalla scuola per un compimento di questo gesto. Allora ricordo soltanto 2 punti, magari poi, visto che uno è un punto del saggio della Beatrice Bonato, un altro è un punto del saggio di Raoul Kirchmeier, se poi loro vogliono intervenire, ma questi 2 punti secondo me sono significativi in quanto tali. La Beatrice Bonato dice a un certo punto: i bravi professori, il bravo professore potrebbe finire in fondo alla classifica delle fasce. Cioè, immaginiamo una classifica, anche la migliore classifica, potrebbe capitare, dice Beatrice, che il bravo professore sia l'ultimo. Capite che se Beatrice non butta là soltanto, come dire, una specie di calembour o di boutade, ma c'è qualcosa di vero, come io credo in questa faccenda, è molto interessante. Poi, per quello che riguarda, ha finito, Kirchmeier, no? Che dà delle definizioni sulla lezione molto belle che sarebbero anche da citare, da leggere, dice una cosa, dice la classe scolastica evidentemente, può diventare un teatro in cui va in scena il rovescio delle procedure di assoggettamento. La classe può diventare il teatro in cui va in scena proprio il rovescio di quelle procedure neoliberali da cui è partita la prima domanda. Sono delle affermazioni forti, no? Che vanno prese in considerazione, perché lì dentro ci sta l'elemento filosofico e quel rischio o gioco da cui la domanda. Sì. Vi supplichiamo. La Beatrice si è portato un numero più alto di amici. No, allora, quello che dice Rovati mi permette di passare immediatamente alla domanda, alla riflessione per Raoul. Viene giustamente sottolineata la centralità della lezione nella classe. Dopo, secondo me, o lui ha delle classi particolari del tipo ogni mattina la scena si ripete, già per questo ci sarebbe da ridere. Il professore varca la porta dell'aula, gli studenti si alzano in piedi in segno di rispetto, lui prende posto in cattedra, loro si siedono ai banchi. Ecco, io dirigo un liceo scientifico e uno musicale, non accade mai, ecco, non lo so, si vede che lui è più fortunato, li ha, come dire, addestrati meglio, e qui stiamo nel gioco. No. Non si alzano in piedi, sono già in piedi, beviamo il caffè insieme davanti alla macchinetta, ci battiamo il 5, poi loro vanno a lezione, io vado a fare il preside. Non accade una cosa di quel tipo, ecco, almeno a me personalmente. Però la questione molto interessante è sulla valutazione. Sulla valutazione che ha a che fare con merito, con scrive, e questa è la domanda, in cerca di risposta è l'appunto che io ho qua. Il buon insegnamento non potrà mai essere soggetto a griglie o schemi di valutazione, dal momento che ciò che lo rende tale li eccede costantemente. Qui c'è una bella, come dire, analisi fenomenologica delle varie griglie che ogni insegnante adopera costantemente e che poi in realtà servono soprattutto per evitare il ricorso al TAR, nessuno li adopera, tutti quelli che fanno insegnanti di scuola superiore sanno benissimo a cosa mi riferisco. Perciò occorre pensare radicalmente che cosa intendiamo quando diciamo valutazione. E questa però è la domanda che mi pongo.
posto che una politica pubblica e democratica della scuola non potrà sottrarsi al vincolo della valutazione. Allora, c'è una valutazione che non va bene e una che va bene, o perlomeno che dovrebbe esserci. Il quesito è: qual è che non va bene? Più o meno possiamo venirne fuori. Qual è che va bene invece? Bella, si sente? Sì. Bella domanda. Scritto tu, vedi un po', io Sì. l'ho letto e io ti interrogo, diciamo. Ma lì si tratta di rilanciare, e questa è veramente la questione politica, nel senso che se ci ripariamo dietro ad una serie di procedure tecnologiche, di tecniche della valutazione, intendiamoci, del tutto legittime, all'interno di quadri che dobbiamo sapere quali sono e che tipo di senso producono, e qua c'è tutto il discorso che avete toccato relativamente all'ondata neoliberista e aziendalistica che tocca da 10-15 anni a questa parte le nostre scuole. Detto questo, si tratta di politicamente operare uno scarto. Ma operare uno scarto in quale senso? Nel senso che se non si pone nuovamente al centro della riflessione sulla scuola la questione del patto sociale, del contratto tra generazioni, del rapporto tra docenti allievi e famiglie, il contesto sociale in cui l'educazione deve avere luogo. Se non si rilegge tutto questo all'interno di un'ottica democratica, rischiamo la deriva aziendalistico, neoliberale, burocratica. Il punto è, a voler fare un discorso di ulteriore incasellamento o ulteriore contestualizzazione della questione della valutazione, è che la scuola è, che lo vogliamo o che non lo vogliamo, un organo della pubblica amministrazione. Ecco dove sta il discorso politico, come si fa a valutare, a intervenire in modo tale da riformare la pubblica amministrazione, ma non soltanto diciamo in coerenza o in accordo con il corso dei tempi, con il nostro presente. Allora lì saremo tutti d'accordo, ahimè, dicendo bene, in un mondo in cui ci sono meno risorse disponibili, in cui occorre razionalizzare, in cui occorre rendere competitive le strutture della pubblica amministrazione, occorre operare così tecnicamente. Il discorso non è tanto questo. Il discorso è come si fa a rendere nuovamente un luogo di aggregazione democratica e di costruzione di cittadinanza, non soltanto la scuola, ma la stessa pubblica amministrazione. Allora io a un certo punto, verso la fine, introduco la questione del public service. Cioè, che cos'è un servizio pubblico? Allora, se intendiamo servizio pubblico come un'erogazione di un servizio per un fruitore di servizio e non per un cittadino, e ormai siamo entrati all'interno di questa ottica, io credo che continueremo tranquillamente verso quella strada che invece dovremo al contrario evitare. Quindi la questione della valutazione è direttamente connessa con la questione della democrazia. Perché tu chiudi dicendo, ti chiedo questo perché secondo me riesci a spiegare meglio, la scuola in sostanza è impoverita, tuttavia l'ultima frase del saggio, in un tempo di nuove povertà, la povertà a cui è stata ridotta, si intende la scuola, è la sua forza, è anche la sua forza. Perché secondo te? Ma perché è proprio, allora non è un elogio della povertà, intendiamoci, è la constatazione... Non è un elogio della miseria, della povertà magari in senso francescano forse, della miseria no. Ecco. È la constatazione, il fatto che a forza di erodere, di togliere risorse alla scuola, di tecnicizzare l'ambiente scolastico, nel tentativo di renderlo sempre più funzionale a quelle logiche che sono costruite, modellate, che provengono dall'esterno rispetto alla scuola, allora lì si capisce che cosa è essenziale.
è essenziale esattamente quell'elemento di eccedenza di cui ha parlato Rovatti e che credo circoli più o meno in tutti i saggi del fascicolo. E questa eccedenza, che poi sarebbe anche lo specifico della filosofia, occuparsi di questa eccedenza emerge proprio come risultante di questo processo di erosione della scuola. Lì penso che sia riconoscibile proprio quell'elemento di resistenza. C'è qualcosa che ha a che fare esattamente con l'impossibile dell'insegnamento, che continua a fare resistenza rispetto all'applicazione di queste tecnologie. Sì, ripartiamo da Beatrice, mi piacerebbe saperne di più, interrogarsi poi attorno a questa dimensione della resistenza, che ha anch'essa parola molto molto polisemica e plurisemica. Sarebbe interessante capire, sembra quasi come dire, che la scuola sia data per persa, ci sono degli interstizi all'interno del quale qualcuno può salvarsi. Questa è l'impressione. Allora, è un discorso effettivamente complesso. È complesso anche perché è un discorso che io vivo, non è soltanto un discorso teorico. Quindi veramente mi mette in gioco davvero, nel senso in cui diceva Pieraldo prima. Allora sì, volevo soltanto rispondere a Pieraldo che mi ha prima citata in relazione al professore, il bravo professore, il professore che probabilmente gli studenti ricorderanno che avrà lasciato loro qualcosa e che potrebbe, se valutato con i criteri quantitativi, oggettivistici, performativi e produttivistici, quelli lì, insomma, dei test, finirebbe in fondo alla classifica. Allora c'era anche una battuta, c'era anche poi un'allusione, perché pensavo effettivamente a dei personaggi ben precisi quando dicevo questo. Cioè questi personaggi ci sono, queste figure di professori ci sono sempre state nella scuola, ciascuno di noi se le ricorda da quando era giovane e ora che insegna le vede. E io non mi sento tra questi professori, quindi sono particolarmente sensibile al merito effettivo, a quello che io decisamente riconosco come merito. Quindi io non penso che il merito non esista, non penso che tutti siano uguali, che tutti lavorino nello stesso modo e non penso neanche che non esista la valutazione, perché tutti ci valutiamo costantemente. Gli studenti ci valutano tutti i giorni, appena apriamo bocca, ci valutano in tutti i nostri aspetti, valutano quello che sappiamo, valutano quello che facciamo, valutano il modo in cui ci esponiamo o ci esibiamo. Insomma, cioè questo è poi il lavoro. E il problema è che cosa succede se tu questo elemento di riconoscimento del merito e di valutazione lo traduci costantemente in una pratica di misurazione che rischia di accompagnare ossessivamente la tua attività, la quale attività ha bisogno di un margine di libertà, ha bisogno di un margine per svilupparsi, altrimenti viene soffocata, si appiattisce. Ecco, poi sulla resistenza, la resistenza è anche collegata con questo discorso. Io ho concluso parlando di una resistenza a più livelli e ho usato la parola resistenza volutamente. Resistenza è una parola che qualcuno non sopporta per tanti motivi, anche politici tra l'altro, e che non sopporta perché dà l'idea di una difesa pura e semplice. E invece io non penso che si tratti solo di una difesa, è anche però una difesa, e una difesa credo che sia già qualcosa se tu riconosci qualcosa che va difeso. Comunque questa difesa, questa resistenza a più livelli riguardava la resistenza all'impero della valutazione anche nei miei rapporti con gli studenti. Cioè, perché non sospendere questa ossessione valutativa in cui noi siamo presi dare voti, dare giudizi, dare a ciascuno quello che si merita e invece lasciare più spazio all'insegnamento vero, che è una pratica
di trasmissione del desiderio, non di trasmissione solamente di conoscenze. E qui chiaramente forse noi siamo condizionati dalla nostra formazione filosofica, indubbiamente. Poi una resistenza era anche quella, diciamo, dei rapporti umani. Ecco, qui sì, mi ha colpito molto quello che dice l'altro psicanalista che ha partecipato a questo numero, e cioè il dottor Stopp. Bisognerebbe ritrovare una capacità di lavorare insieme, perché questa veramente è ridotta nella scuola, e il modello efficientistico neoliberale, per quanto possa essere ancora imperfettamente penetrato, la dissolve sempre di più, la distrugge. Ecco, bisognerebbe ritrovare la capacità di lavorare insieme, come quella capacità di cui parla per esempio Sennett proprio in un libro che si chiama Insieme, una sorta di artigianato, no? Una pratica artigianale, non scientifica, non tecnica, appunto artigianale. E allora, se tu impari a lavorare insieme, se imparassi a lavorare insieme, riusciresti anche a imparare dall'altro, cioè non metterti sempre nei confronti dell'altro in un rapporto per l'appunto competitivo. Ritroveresti il senso di una competizione che poi è la competizione con te stesso, no? Quella che ti spinge a migliorarti, quella che ti spinge a un esercizio, no? Un esercizio. Per quello io sì, continuo a citare Sloterdijk, anche se non condivido tutto. E poi appunto ci sono i famosi studi umanistici, la cultura umanistica, che è al centro del discorso nicciano, che è al centro del discorso di Sloterdijk, di Nussbaum e così via, insomma. Basta, se no dopo Pieraldo un impeto. Grazie. No, ecco, prima volevo chiedere appunto a Rovatti sulla fine o il fine degli studi umanistici nella scuola italiana, però prima di questo ci sono due questioni. Una prima questione è stata appena tirata fuori adesso da Beatrice Bonato. In realtà un'indagine che andrebbe fatta, chi di voi qui fa l'insegnante potrebbe farla anche guardandosi allo specchio, cos'è che impedisce agli insegnanti di lavorare insieme? Io onestamente non credo che sia proprio il neoliberismo imperante, casomai, come dire, un'antica tradizione gentiliana, ecco, o un modo semplicemente di intendere, cioè io vedo più gelosie che capacità di lavorare insieme, insomma sarà il portato tardo analitico della vita che stiamo vivendo, però è una cosa molto, se c'è una cosa che oggi si fa veramente fatica a fare è a far lavorare insieme gli insegnanti, anche perché pochissimi di questi hanno intenzione di mettersi in gioco. Ecco, è un'antropologia molto particolare questa. C'è un'altra parola sulla quale tornerò dopo, ma lo dico adesso, la parola vero. Ricorre spessissimo in più punti degli articoli, dei saggi della rivista, la parola vera, vera scuola, vero. Ecco, io ho sempre sì, no, sì, la mia è stata una lettura attenta. Per fare un esempio, pagina 156, fra un po' dovremo presentare un nuovo progetto, il progetto scuola, perché stiamo perdendo di vista la vera scuola. Altrove si parla di vero insegnante, cioè il concetto di vero non definito è un concetto rischioso, direi. E il punto essenziale è non impedirle di morire, ma farla vivere. Però, come dire, poi ci chiederemo dopo, concludendo, che scuola abbiamo in mente, perché è questo, no? Ecco, che è la traduzione di... Però volevo chiedere a Rovatti, anche in riferimento al lavoro che ha fatto anni fa sull'università e comunque per la sua particolare, come dire, attenzione agli studi filosofici, umanistici, uno dei filoni di questo libro, l'abbiamo detto prima, viene meno lo studio
usiamo in termini ampi, umanistici, dentro la scuola, e questo è un deciso impoverimento della scuola. Volevo che tu affrontassi questo argomento che attraversa tutto la rivista. Se ho capito bene, perché la domanda era, come dire, piena di anse. Allora, una cosa che è rimasta impressa a me, ma credo a tutti, dice, ma questa roba del vero, che è un bel problema filosofico. Ma qui vero vuol dire ciò che caratterizza. E poi possiamo discutere, possiamo dire questo non caratterizza la pratica dell'insegnante, questo invece caratterizza la pratica dell'insegnante. Non c'è nulla di ontologico in questa faccenda, proprio nulla, no? Non c'è nulla di filosofico in questo senso. Allora io vorrei so che non sto rispondendo, ma chi mai risponde alle domande, no? D'altronde le domande sono fatte perché si rifrangano su se stesse, eccetera. Vorrei dire alcune cose precise su quello che capita. Io conosco abbastanza bene quello che capita dentro l'università, in un settore dell'università dove si studiano le humanities, cioè insomma gli studi umanistici. Quello che capita, senza fare tanti proclami sul neoliberismo, neoliberalismo, eccetera, eccetera, quello che capita è che dato un tempo X a disposizione dell'insegnante, questo tempo viene coperto in misura sempre maggiore da un interesse per quello che riguarda le procedure. È mica vero che i docenti non lavorano assieme, lo dico un po' per battuta e un po' sul serio, cioè davvero. No. Perché è verissimo che poi non collaborano, non vogliono mettersi in discussione, eccetera. Anche se a me il problema appare piuttosto la questione che riguarda il rapporto tra l'insegnante e lo studente. Invece tra di loro collaborano e come dal punto di vista della costruzione delle procedure, ma più si riempie il tempo di procedure, più lo si svuota in quanto tempo per insegnare. In sostanza, se dentro questo fascicolo di Out si può cogliere un certo elogio del far lezione, perché io credo che si possa cogliere, lo si coglie in una temperie, in una situazione, in un contesto in cui la lezione è sempre più emarginata, messa a lato e in realtà, e mi rivolgo ancora a quello che so bene, cioè all'università, in realtà è talvolta l'ultima cosa a cui si pensa. E qui si vorrebbe un po' rovesciare le faccende. Lo so benissimo che nella scuola superiore le cose non possono essere così, ma se l'università ti fa vedere hegelianamente qual è il vero della scuola, adesso sto esagerando e divertendomi un pochino, no? E lì viene fuori proprio, dice, ma che importa? Ma tu sei ancora così ingenuo che dai così importanza alle lezioni? Ma fregatene, non è questo il punto. Il punto è di capire come funziona il discorso, dei piani di studio, il punto è di vedere come funziona il meccanismo delle competenze, il punto è di saper calcolare bene le teste, le mezze teste, il punto è di sapere come applicare i criteri minimi, il punto è di essere informati, perché è abbastanza difficile essere informati, perché ogni mese hai delle procedure di tipo nuovo, questo credo valga anche, e a maggior ragione forse per la scuola superiore, e quindi tu diventi davvero un professionista e non un professore. Perfetto. C'è questa, no? Endiadi dentro il tuo testo, se non ricordo male, o quello di Raulo, o in tutti e due. Allora, professionisti e non professori, tecnici e non professori. Ma cosa vuol dire questo? Beh, ma semplicemente vuol dire che quello che si fa lì non è il trasmettere delle competenze. Non è questo. Non è neanche il trasmettere delle informazioni, che sarebbe ancora più banale esprimere in questo modo la faccenda, ma neanche delle competenze. Quello che si fa lì è qualcosa d'altro. Quello che si fa nella cenerentola dell'attività, che sarebbe la lezione, è qualcosa d'altro. E cos'è? Forse arrivo all'ultima parte
no, che tu davi, diciamo, poi dopo vi chiederò, eccetera. Ma anche perché sono le 8 e quindi no, io ho guardato anch'io l'orologio. E allora, qui, diciamo, nessuna fumisteria sulla parola impossibile, sull'uso della filosofia. La professione di professore non può essere una professione condizionata. Punto. Punto. Fine, non si discute. Se ci metti delle condizioni, quello non è più il professore, quella non è più una professione, quello è un professionista, quello è un tecnico. Questa è la battaglia. Che senso ha che delle persone dedicano le loro vite ricavandone poco o nulla, no? 2 cacciotte e una mozzarella, cosa sono gli stipendi? No? Fanno sorridere. E poi ci sono le masse dei precari e poi ci sono le masse che urgono perché vogliono insegnare. Cosa vogliono fare? Vogliono avere la materialità della loro vita. È questo che cercano? Anche, ma non solo e non fondamentalmente. Allora, qui c'è un punto di sospensione, un punto interrogativo su cui bisogna dare un minimo di risposta. So che è rapido dire che la cosa si pone nei termini di una pratica impossibile perché l'incondizionatezza non sembra essere qualcosa che si può praticare. Qui c'è tutta anche una filosofia che si può appoggiare, ma se vogliamo non andare lì dentro e stare alla questione così com'è, allora viene fuori la faccenda del soggetto. Non voglio fare adesso il rompiscatole, il mio titolo è Soggettivazioni al plurale, non al singolare, ma non cambia molto. No? Qui viene fuori la questione del soggetto. Che si fa lì dentro? Si produce soggettività. Beh, definiscimela meglio questa faccenda. Non ci riesco, non è possibile. Però ci intendiamo? Ci siamo intesi? Addirittura Raul chiama seduta spiritica una lezione a un certo punto, no? In quelle sedute spiritiche che sono le lezioni. E boom, ma cosa sta dicendo? Ma è diventato irrazionalistico o è sempre stato, come qualcuno ha dubitato fin dall'inizio? No? No, è semplicemente che lì dentro avviene qualcosa che è, come dire, la costruzione di quel bene, quella X non misurabile, che è la soggettività di ciascuno. Lì dentro si mette in gioco questo, di ogni studente. Ma soltanto di ogni studente? No, perché se fosse soltanto di ogni studente non funziona mica la macchinetta. Anche del docente. Allora, rischio è una bella parola. Cos'è che si rischia lì dentro? Se tu vai lì e porti lì la tua, dico all'università, alla scuola superiore, alla scuola media dell'obbligo, alla scuola elementare, addirittura alla scuola materna, perché tutti a questo punto sono all'interno di questo gioco e perfino, diciamo, le scuole dell'infanzia sono addirittura più importanti, no? Da questo punto di vista. Se tu vai lì dentro dicendo io mi sono formato, io mi sono costruito, io ho la mia soggettività, ho il mio piano di conoscenze psicopedagogico o come lo chiamiamo e vado lì e mi trincero dietro questo piano, perché quella è la mia soggettività già costituita e non metti in gioco la tua soggettività nel senso che di giorno in giorno tu vieni fuori distrutto dal fatto o magari appassionato dal fatto che qualcosa si è rotto delle piccole incrostazioni che tu avevi dato alla tua soggettività e hai dovuto un po' cambiarle. Beh, insomma, questa non è una professione qualunque, questa è una professione eccesso, eccessività. Sono parole? No, questi sono i fatti. Questi sono i fatti. E quello che si difende lì dentro, la resistenza, è questo. Non cediamo su questo fronte. Vogliamo chiamarlo desiderio? È un po' vago. Non è il desiderio, è il fatto che se si insegna e si mette a repentaglio la propria esistenza materiale, ci si gioca anche il proprio eros, come dice anche Beatrice nel suo articolo, è perché lì dentro qualcosa di molto importante avviene. E tutto sommato alla fine si constata che l'assoggettamento, per quanto micidiale esso sia, non potrà mai togliere questo elemento a costo di abolire completamente la scuola. Non ci sarebbe più nessuna scuola. Bene.
queste ultime affermazioni di Rovatti e proviamo a rileggerle interrogando sia Raul che Beatrice su che scuola desideri. Ma attenzione, la scuola è un sistema complesso, ovvero riguarda 12 milioni di persone in Italia. In queste ultime settimane, ad esempio, si è molto dibattuto, c'è un lunghissimo reportage su uno dei settimanali attaccati ai quotidiani di ieri, dedicato completamente alla scuola, fatto anche piuttosto bene. Ogni ministro, e noi siamo ad uno di questi momenti in cui cambia, ogni ministro dell'istruzione, università e ricerca cerca di metterci o una pezza nuova o di intervenire con il cacciavite o di rifare una rivoluzione o di... Ecco, allora la mia provocazione è domani mattina sei ministro della scuola, come si traduce quello che ha detto Rovatti? Perché una qualche idea su come rendere possibile l'incondizionato nel sistema, o chiudiamo la scuola, sono favorevolissimo da sempre, ad esempio a togliere il valore legale al titolo di studio ed eliminare gli esami, toglierebbe già moltissima competizione. Tra altre cose non servono assolutamente a niente, nel senso che anche se uno fa gli esami poi non è che cambi l'esame. Togliere, come in molti paesi europei, si elimina la bocciatura. Noi abbiamo il 25% di persone di prima superiore che vengono bocciati e rifanno l'anno, che è anche uno sperpero, voglio dire, dal punto di vista economico, non che migliorino dopo, come noi tutti ben sappiamo, casomai vengono dispersi, mettendo ulteriormente in crisi l'incapacità della scuola italiana di garantire, con l'articolo 3 della Costituzione, l'eguaglianza. Quindi, però, su questo, che è il nodo cruciale, secondo me, di questo numero di opt-out, è possibile o non è impossibile cercare di trasformare quello che diceva Rovati adesso, che è l'idea, come dire, di scuola, in un qualcosa che non sia residuale o resistenziale in un docente piuttosto che, ma se voi doveste consigliare al ministro o a un povero preside o dirigente scolastico, la tua deve diventare una scuola nella quale sia possibile, diciamo così, l'incondizionatezza. Come si fa? A te. Posto che non voglio diventare ministro della Sì, pubblica ma non istruzione, preoccuparti, c'è una ressa da far paura. è che non sono Rovatti. Sì. Direi che se volessimo utilizzare uno slogan, lo slogan potrebbe essere rendi possibile l'impossibile. Ma in cosa consiste l'impossibilità? Consiste in quelle che chiamo le buone pratiche, ma queste buone pratiche avvengono quotidianamente, avvengono ogni giorno a scuola. Certo, è vero, c'è una parte dei docenti che fanno una resistenza di tipo conservativo, ma esiste anche una lunga tradizione, più che ventennale, di buone pratiche che nascono dalla cooperazione a livello di consiglio di classe, a livello collegiale all'interno degli istituti. È stata buttata a mare una sperimentazione durata 20 anni, in modo del tutto autoritario, in modo del tutto surrettizio, senza che nessuno abbia chiesto agli insegnanti oppure ai docenti scolastici quali sono stati i risultati della sperimentazione. E questo politicamente mi sembra veramente molto grave. Allora, certo, resistenza è una parola indispensabile nel discorso che abbiamo cercato di fare a proposito della scuola, ma deve essere, a mio modo di vedere, legata ad un'altra espressione che è pratica di libertà, che ha a che fare esattamente con quello che Rovatti definisce soggettivazione. Senza un mostrare il gesto con cui una pratica di libertà è possibile e con cui si costruisce una soggettività, che è quella del bambino, dell'adolescente, del giovane,
senza qualcuno che sia in grado di rispondere di questo gesto che viene mostrato, cioè l'insegnante, il docente, non ci può essere scuola, non ci può essere incondizionatezza, non ci può essere quella scuola dell'impossibilità di cui abbiamo discusso fino a questo momento. Allora, tutto questo è possibile, ma è possibile in che modo? In modo tale da come dire, aprire degli spazi. Allora, se si va sempre di più verso una scuola del tutto pieno, del riempimento, occorre riempire, 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 attraverso quelle procedure di cui si diceva prima, occorrerebbe fare esattamente il movimento opposto, cioè aprire degli spazi, il che significa modificare ad esempio i tempi della scuola, che sono ancora legati ad una visione di tipo fordista della scuola. Bisognerebbe ripensare gli spazi, le architetture delle scuole. Le nostre scuole sono del tutto inadeguate, come dire, alle sfide. Allora forse si aprono gli spazi in quel caso, alle sfide pedagogiche attuali. Per poter fare ciò che diceva Beatrice prima, cioè delle pratiche di apprendimento a livello di artigianato, che hanno esattamente a che fare con la riproduzione del gesto. Occorrono degli atelier, occorrono dei laboratori, occorrono degli spazi pensati. Ci sono delle tradizioni pedagogiche tendenzialmente direi più democratiche di quella italiana, per esempio quella svizzera, dove c'è una concezione completamente diversa degli spazi scolastici. Perché non si va a vedere? Perché non importiamo dei modelli e li sperimentiamo? Perché non andiamo a vedere che cosa avviene a livello delle pratiche effettive dell'insegnamento? Io nei miei percorsi di studio, di ricerca, ho cercato di vedere che cosa fanno all'estero, cosa fanno in Inghilterra, come si sperimenta, come avviene l'apprendimento, che cosa fanno in Francia. E ogni volta ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di portare quel poco che ho appreso all'interno delle mie ore di lezione, proprio per cercare di creare quell'atmosfera, come la chiamo, in cui avviene esattamente qualcosa della dimensione del senso. Allora, laddove sembra che ci sia il tutto pieno, la costrizione, l'obbligo, occorre esattamente far saltare questa cornice, ma creando relazione, e questo penso che sia la posta in gioco più importante. Grazie. Prima di dare la parola a Beatrice Bonato, sottolineerei questo aspetto che Raul Kirchmeier ha messo in rilievo, soprattutto in riferimento agli spazi. Lo stesso Ministero in Italia ha fatto uno studio estremamente interessante sugli spazi, lo potete trovare andando sul sito di Indire, e questo è particolarmente connesso con un tema che non abbiamo affrontato qui, ma che ha uno spazio molto interessante all'interno di OutOut, che è lo studio di Marco Pacini su quando la scuola incontra il web 2.0, laddove spazio reale e spazio virtuale vengono a definire un nuovo contesto, diremmo una nuova scena nella quale si giocano docente, studenti, eccetera. Ed è un elemento che è molto interessante, molto presente e che fa parte della riflessione e anche del limite, dell'impossibilità nel senso sempliciotto, come diceva prima Rovati, della scuola, nel senso che le scuole sono costruzioni che non possono essere cambiate da un minuto all'altro. Ecco, e quindi buona parte delle scuole in Italia sono scuole vecchie, pensate in maniera napoleonica, quindi c'è uno schieramento di fronte alla cattedra. Devo onestamente dire che perfino alcune scuole nuove, perfino facoltà di scienze dell'educazione, io ho insegnato alla Cattolica a Piacenza, le sedie erano inchiodate per terra in modo tale che non si potessero fare atelier, laboratori, ecco, scuola completamente, ecco, uno dice ma voi siete fuori come dei balconi. Sì, ecco, magari in genere sì, sedie da non rubare comunque, però insomma l'idea stessa di rendere impossibile i laboratori. Ecco. Torniamo alla domanda. Sì, non solo gli spazi dovrebbero essere modificati,
anche se io non so se togliere i banchi e le sedie e metterci al loro posto i divanetti, come ho visto su un giornale, sia poi una soluzione. Non so poi dove si trovino le risorse per sostituire sedie e banchi con i divanetti, ma insomma anche il tempo dovrebbe essere modificato, perché è tutto rigido nella scuola ed è tutto assolutamente privo di una logica culturale, purché sia, no? Cioè i moduli dell'insegnamento scolastico sono le ore, e le ore si succedono senza nessun rapporto tra di loro. Cioè, sì, se vogliamo dire delle piccole cose, il suggerimento che io darei è che forse si dovrebbe poter anche concretizzare a livello di scuola. Questo dovrebbe essere qualcosa che l'autonomia ci consente di fare, è di strutturare non so, l'insegnamento attraverso, chiamiamoli moduli, anche se la parola è un pochino usurata, che abbiano un certo rapporto. No? Giornate, ecco, se non vogliamo settimane, giornate dedicate alla scienza o alla matematica, alla cultura umanistica. Ecco, questo secondo me dovrebbe poter essere fatto senza troppe difficoltà, eppure è difficilissimo, cioè c'è una resistenza incredibile, di questo non si può parlare, almeno a me non mi è mai capitato di sentirne parlare. Non so, probabilmente tutti, cioè anche il sistema stesso è complicato da realizzare, no? Ci sono delle rigidità dello stesso sistema scolastico, e su questo io penso che queste rigidità non si possono eliminare del tutto, cioè non sono tanto ottimista sulla scuola, sul futuro della scuola, non ho un sogno di scuola per tutta una serie di motivi, anche perché io tendo sempre a trovare anche delle vie di fuga, cioè non mi identifico con la scuola, per cui se ho un sogno, il sogno tende ad andare altrove in qualche modo, no? Però al di là di quello c'è comunque una tensione tra la scuola e istituzione, in cui l'elemento di obbligo mi sembra ineliminabile, anche se non parliamo di scuola dell'obbligo. Cioè, di fatto, intanto l'obbligo si sta allungando, la tendenza è quella, e poi anche la scuola che non è dell'obbligo è vissuta come se fosse scuola dell'obbligo, ed è il problema che pone sempre Nietzsche, per l'appunto, che poneva nel 1872, e siamo sempre lì. Ecco, quindi sì, come fai a conciliare questa rigidità della scuola, questo carattere istituzionale obbligatorio, anche così uniformante, no? Con la dimensione di cui parlavamo prima, cioè, non è così facile. Io temo che sia veramente impossibile, soltanto ci possono essere degli spazi, delle vie di fuga, ma è difficile pensare a una scuola che istituzionalmente sia una scuola dove si vive felicemente l'eccesso. Io penso che dobbiamo accettare la contraddizione, cioè io questo anche ho voluto dire, cioè questa contraddizione esiste, e non è una contraddizione solamente della scuola, è una contraddizione anche del lavoro, perché poi, insomma, qui non l'abbiamo detto, ma insegnare è anche un lavoro, non è soltanto un'attività in cui io esprimo me stessa, il mio desiderio, è un lavoro, e anche un lavoro ha degli elementi di costrizione che vanno riconosciuti semplicemente. Ecco, quindi sono spazi che si possono aprire dentro una cornice che potrà essere sicuramente modificata, e che forse è già modificabile, ma che nell'ottica di una scuola istituzionale non possono essere tolti, ecco, questo penso, onestamente. Sì, è molto interessante questo aspetto. Sul tempo, voi sapete molto bene che nell'ultimo anno, negli ultimi anni, ma poi nell'ultimo anno, l'allungamento del tempo scuola, inteso propriamente come tempo non così rigorosamente dettagliato in orario, ma con l'apertura delle scuole dalle 8 di mattina alle 6 del pomeriggio, è stata una proposta di una pluralità di partiti politici durante le campagne, il che ovviamente ha un costo, perché c'è anche chi ha proposto di farlo a costo zero ovviamente, ma non è stato particolarmente bene, ha un costo non solo economico, ecco, diciamo che mi sembra che ci sia una significativa resistenza. Io vedo la seguente resistenza, sembra strano, ma così passo la parola a Rovatti per chiudere su questo aspetto.
io e alcuni colleghi stiamo riflettendo sul fatto che l'eclissi del padre e quindi della scuola e del docente, oggi l'unica figura che resiste è il mister, cioè l'allenatore. L'allenatore può dirti che sei un cretino se giochi a calcio, che non ti farà giocare, se lo dice il tuo preside o la tua insegnante, siete in tribunale il giorno dopo. Se ti ha dato un 5 o se ti hanno ritirato un compito perché stavi copiando dall'iPad, viene il babbo con l'avvocato. Se invece, ecco, allora sembra quasi che l'unica figura paterna che ha la possibilità di darti regole e quindi sia il mister, dal professore al mister, è una stranissima, e questo sui tempi, se uno dice ci troviamo 3 pomeriggi qui in questo liceo, avendo gli spazi, no, perché devo fare l'allenamento. No? Non so se nell'esperienza delle scuole superiori, chiusa parentesi, Rovati, c'è futuro per l'università oppure no? Visto che abbiamo parlato soprattutto di scuole superiori in questi due, chiudiamo questa... Comunque non è un futuro che riguarda, come dire, ritiri in abbazie di lusso, dove il trainer, che in questo caso è il leader, c'è un modello, vedi, del che governo, continua. Mi sembra che questo sia veramente, come dire, lo snaturamento della professione. C'è un futuro per l'università? Beh, se le cose vanno avanti così, no. Allora, la domanda prima era, mi sembravi mio padre, se io fossi, no, se tu fossi... Sì, quella era. Ora, e lui ha risposto, per fortuna non lo sono. Certo. Qua la questione è che c'è un modello culturale, siamo d'accordo tutti, mi pare. La questione non è neppure che ci sia una rigidità, che c'è un modello culturale che irrigidisce, cioè c'è un percorso di irrigidimento, e questo lo si vede, lo si tocca giorno dopo giorno, addirittura con delle velocizzazioni negli ultimi tempi, mesi, pochi anni. E allora bisogna contrastare questo modello culturale. Come si fa a contrastare un modello culturale? A me sembra molto difficile che si possa pensare di contrastare un modello culturale, un paradigma culturale solo dall'alto. E allora qua ciascuno, nel luogo in cui è, nella posizione in cui si trova, deve avere una chiarezza critica di quanto è pericoloso e velenoso e tossico questo modello culturale che abbiamo nominato qua stasera fin dall'inizio, e per quello che può, nella posizione in cui si trova, anche nella posizione di esterno alla scuola e magari di quello che vorrebbe entrare nella scuola, mettere in crisi questo modello culturale a livello di esperienza complessiva. Poi si arriverà anche alla politica. Mi sembra chiaro quello che sto dicendo? Sì, è chiarissimo, nel senso che viene restituito. Come dire, si deve assumere la propria responsabilità sia dentro sia fuori della scuola, sia in un comparto o in un altro della società, perché se tu sei in un comparto non scolastico della società, ugualmente ti pesa questo problema, non puoi fare a meno di vederlo. Faccio soltanto come finale del mio intervento una notazione. Stavo bestemmiando in qualche modo, non bestemmiando, mi sentivo blasfemo tra me e me un attimo fa, quando ho pensato, di fronte alla evocazione del cambiamento degli spazi, ma pensate un po', queste cose erano abbastanza normali nel cosiddetto famoso, famigerato, vituperato 68. Esatto. Allora, è molto interessante questa chiusura, e su questa credo possiamo chiudere dicendo che il problema della possibilità e impossibilità della scuola non è un problema della scuola e basta, ma è un problema della società nelle quali, e quindi viene restituito a quelle dimensioni della politica come diritto dovere di cittadinanza il compito di rendere possibile la scuola. Grazie. Grazie a Raul Kirchmeier, grazie a Pieraldo Rovatti, grazie a Beatrice Bonato e grazie a tutti voi. Buona serata.